Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Da come avete visto nella mascherina principale, la domanda alle sibille interattive è mai dire mai. Quindi iniziamo subito a fare una bella mischiettina con le nostre sibille chiacchierine e vediamo cosa salta fuori nei tre mazzetti. Però prima, mi raccomando, iscrivetevi se non avete ancora fatto al canale di Hildegarda del vostro Marietto Veneziano. Venite a trovarci anche se quando avete tempo nei gruppi Facebook e di Telegram, ricordandovi che lunedì sera alle 8:30 c'è il nostro incontro di studi esoterici. Bene cari amici, iniziamo subito con una bella mischiatina alle sibille chiacchierine e vediamo come ci rispondono alla domanda mai dire mai. Bene. Bene, allora abbiamo tre bei mazzetti qui davanti a noi, vedete? 1, 2 e 3. Ripeto, 1, 2 e 3. Quindi concentratevi alla domanda mai dire mai. Mazzetto numero 1, mazzetto numero 2 e mazzetto numero 3. Eventualmente fermate anche il video, concentratevi, respirate profondamente e scegliete a livello vibrazionale il vostro mazzetto alla domanda mai dire mai. 1, 2, 3. Spostiamo il 2 e il 3 un po' più su e facciamo la stesa. Voilà. Nemico, amore, dispiacere, bel vedere e allegrezza di cuore. Mettiamoli a favore di camera, vedete? Mettiamoli bene che si possono vedere. Ripeto, nemico, amore, dispiacere, bel vedere e allegrezza di cuore. Allora, qui vediamo subito che la persona è partita un pochettino difficile, poi vediamo l'amore e la dispiacere che ci ha portato questo amore, la nostra attesa e l'allegrezza di cuore. Quindi io direi che questa attesa qui, vediamo che abbiamo avuto degli alti e bassi, nemico e dispiacere con l'amore che insomma da parte nostra c'è stata, da parte vostra per questa stesa. Vediamo che voi siete in attesa, ma alla fine avete consolazione e sicuramente quel mai dire mai era più un dire mai, la cosa prenderà corpo, vedete qua, avrete dei dispiaceri, però voi siete in attesa della persona che arriverà e arriva. Siete stati in dispiacere per questo nemico, ma alla fine qui vedete l'angioletto che vi ha portato all'allegrezza di cuore. Quindi in estesa numero 1 direi che la situazione è veramente ok, è veramente ok. Andiamo con la stesa numero 2. Stesa numero 2, speranza, fedeltà, viaggio, omaggio prezioso e conversazione. Mettiamole a favore di camera. Bene, qui vediamo speranza, fedeltà, viaggio, conversazione, omaggi preziosi, scusate, e conversazione. Quindi qui la situazione è molto positiva. Quel mai dire mai è giusto, perché la cosa funzionerà. La vostra speranza vi ha portato fedeltà e cambiamento. Il cambiamento ha portato omaggi preziosi e alla fine gioia e serenità in questa vostra riunione e conversazione. Quindi la seconda stesa, nessun tipo di pericolo, tutto positivo, grande cambiamento con omaggi preziosi. Quindi la fedeltà, cambiamento, omaggi preziosi e alla fine chi ha scelto mazzetto numero 2 sarà premiato, perché vediamo gioia e serenità. La vostra speranza è stata colmata da gioia e serenità. Quindi seconda stesa molto 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 positiva. Vediamo la terza stesa. Casa, delirante, nemica,
denaro e gran consolazione. Vediamo un po'. Casa, deliranti, nemica, denaro e gran consolazione. Nella terza stesa invece vediamo che all'inizio era un porto sicuro, poi qualcosa è andato male perché è intervenuta la nemica, qualcuno che di nascosto ha fatto qualcosa che non doveva, però vediamo il denaro, denaro, cosa materialità, la materialità ha influenzato e alla fine avrete delle soddisfazioni e degli onori. Quindi diciamo la partenza era buona, poi metà percorso vi siete un pochettino il vostro rapporto, la vostra situazione è un po' deragliata per colpa di una nemica, di qualcuno che lavorava alle spalle, e l'esaltazione di questa carta di deliranti fa capire che si è quasi deragliato, però dopo la situazione è migliorata perché abbiamo visto denaro e gran consolazione, quindi è arrivato tra il matrimonio vantaggioso e la soddisfazione, è arrivato anche gli onori. Quindi a questo punto io direi che tutto quello che è in mezzo a casa e gran consolazione è stato alla fine positivo, sebbene verso metà del guado avete avuto dei problemi molto importanti. Quindi non è stato un mai dire mai tranquillo, non felice, tranquillo, perché vediamo questa situazione molto traballante, cari amici. Però tutto sommato per chi ha scelto il mazzetto numero 3 sarà una cosa molto propositiva, alla fine sarà ripagato delle sue fatiche. Bene, cari amici, anche per oggi le sibille interattive del vostro Marietto Veneziano sono finite. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi Facebook e di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!